Buonasera a tutti, benvenuti, nuova puntata, il salotto di Bella, tanto atteso, tanto richiesto e noi finalmente ci siamo. Il martedì ormai è un appuntamento fisso, quello del salotto, appunto settimana di Pasqua, tra l'altro una delle settimane più importanti dell'anno, che per chi crede, per chi come noi appunto ha la fede nel cuore, sicuramente è una settimana molto importante questa. E questa sera noi staremo insieme, entriamo direttamente a casa vostra, comodi, come se fossimo proprio vicino a voi. Quindi buonasera e benvenuti a tutti. Io vado a dare anche il benvenuto al mio compagno di viaggio, Luigi Bulla. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera all'intera famiglia di Bella Radio TV. Questa sera abbiamo i nostri ospiti, salutiamo Mary Milani. Vi ricordo, quando ci sarà il momento della poesia, parleremo di una nostra autrice catanese, di Melania Sciabovinci. Quindi state in ascolto, soprattutto coloro che ci seguono dal gruppo Centro d'Arte e Poesia Luigi Bulla, che stasera parleremo di Melania Sciabovinci. E poi di tante altre cose, dei progetti dei nostri autori, dei nostri cantanti. Non vi scollate dalla TV. Esatto, seguite tutti il consiglio del nostro Luigi, perché insomma si sta anche bene insieme. Detto questo, io devo ringraziare e dare una news per tutti coloro che sono in collegamento in questo momento. Devo ringraziare il nostro sponsor Classimo, perché mi è arrivata una notizia fresca, ovvero la nostra fantastica poltrona, che è stata molto richiesta da parte del pubblico. È il signor Messina, nonché il titolare appunto di questa fantastica realtà che abbiamo in Sicilia, la più grande in assoluto, dove appunto si vengono a fornire davvero da tutte le parti del mondo. Ha fatto questa poltrona per Bella, tutta prettamente in legno, e ha deciso solo per poche persone, per le prime che andranno e la vorranno, che realizzerà tale poltrona con i colori che scelgono per quanto riguarda il legno. Ovviamente noi ce l'abbiamo color oro, ma potete farla come preferite. E per quanto riguarda la tappezzeria, potete andare a tappezzarla con il tessuto che volete, non solo, ma anche il ricamo lo personalizza. Questo c'è scritto Classimo appunto perché è il nome dell'azienda, ma lì potrete andare a chiedere di scrivere per esempio il vostro nome, le vostre iniziali, volete fare un regalo, insomma quello che volete. È una poltrona di un valore immenso, e solo per un periodo di tempo davvero molto breve, per pochissime persone, c'è l'opportunità di averla solamente 990 euro, giusto? 990 euro. Quindi per chiunque la voglia dovete dire: abbiamo sentito Mary Milani, abbiamo sentito l'offerta, vogliamo la poltrona di Bella Radio. Tra l'altro vi ricordo che è tutto fatto a mano, è una fabbrica sì, ma lì trovate proprio gli scultori del legno che con lo scalpello e tutto il resto vanno a realizzare delle cose meravigliose. La poltrona è quella che abbiamo qua, comunque loro ci faranno vedere anche altre cose meravigliose, potete andare a realizzare anche letti, tavoli, insomma tutto quello che volete. Grazie al nostro Classimo, un bacione. Luigi, ricordiamo dove si trova? Per Belpasto, piano tavola, nella zona industriale. Ci sono i tabelloni, tutte le strade portano nell'eleganza di Classimo. Io li adoro, sono qualcosa di fenomenale. Quando avrò casa mia sicuramente saranno loro che andranno a realizzare tutto ciò che c'è da fare. Signor Messina, si prepari psicologicamente per quando succederà, non lo so, però si prepari psicologicamente perché ci vuole molta calma come Milani. Va bene, detto questo, io andrei a dare la buona serata ai nostri ospiti. Quindi buonasera Erika Irlandesi, buonasera tesoro. Fabrizio Russo, buonasera. Desideria, buonasera. E buonasera anche a Damiano. Buonasera a tutti. Buonasera, questi sono le 4 voci, 2 femminucce e 2 maschietti in questo martedì sera. Mettetevi comodi, prendetevi le patatine, un bicchiere di vino e arachidi e quello che volete, perché parte ufficialmente il salotto di Bella. Voglio l'applauso. Va bene, allora Erika, sei vicino a me, quindi parto con te. Sì. Buonasera tesoro, passate una buona settimana? Abbastanza. Bene. Allora, settimana di Pasqua, riceverò tante uova di Pasqua? No, sto scherzando. Allora, mi ritornerà il gusto? Mi ritornerà l'olfatto? Allora, andiamo. Erika, iniziamo. Che facciamo? Sì. Giro libero? Sì. Giro libero. Queste responsabilità che mi danno questi ragazzi ogni settimana è veramente... Sei molto free.
Allora, le carte di questa settimana per Erika: esce la carta della fortuna come prima carta, poi è seguita dalla torre e dalla temperanza. Quindi queste 3 carte messe insieme indicano che ci sarà un momento di gioia, di ottimismo, di riuscita, però subito dopo accompagnato da un piccolo dubbio o da una piccola incomprensione che il riverso delle energie ricondurrà. Quindi sarà un attimo di suspense. Per poi ritornare sulla strada. Capirà il problema e chiarirà con la persona in questione. Ok. Ma non è una cosa che ha a che fare con l'amore, ma è una cosa che ha a che fare nella cerchia delle amicizie e della collaborazione professionale. Ok, quindi stiamo parlando in questo caso di lavoro. Di lavoro, quindi insomma comunque tutto alla fine andrà bene, si andrà a risolvere quello che è. Perfetto. Parlando proprio di lavoro, dobbiamo dire che con Erika scorsa settimana, venerdì, siamo state qui insieme anche a Salvo Nicolosi e a Fabio. Sì. Ci siamo divertiti. Cosa pensi? Dimmi un attimino, cosa ne pensi della prima puntata, di questo appuntamento? È andata abbastanza bene. Invitiamo sempre tutti a seguire le prossime puntate. Tutti i venerdì da giorno 9. Da giorno 9. Perfetto. Invece per quanto riguarda il nuovo brano, come stiamo andando? Stiamo lavorando. Perfetto, il nuovo brano che poi alla fine abbiamo scelto quello che hai scritto tu. Sì. A breve sarà pronto. Va bene, cantiamo? Certo. Cosa cantiamo? È sempre dello speciale, il brano che ho fatto insieme a Salvo Nicolosi. Perfetto, prendi il microfono e iniziamo ufficialmente il nostro salotto insieme a Erika Irlandesi. Ha giurato sempre cuore, sono a te che mi si sono, non ti faccio mancare niente, però tu manca mi senti. Se qualcosa non mi piace, o sai che mi dispiace, si passa in te posso che non mi danno pace, perché io sei buono là che fanno si guaglione, ci non per vita da passita si guaglione. Sei un fratello speciale, sei grande come il mare, non ti preoccupare, ti puoi fidare, non dubitare. Voglio solo star bene, voglio sognare, fammi ballare senza pensare neanche un po' al male. Voglio sognare. Sai che per te sono sempre vicino, guarda sempre che compagni cammino. Faccio che penso che sono ossessione, ma tanto cresciuta e per me tu sei odore. Se cose che ti rende e non te sta canzone, scusami però ci tengo troppo si parole. Tu sei tutte cose, per me tu sei uno splendore, se mi chiamo corro solo di me la fratello speciale, sei grande come il mare, non ti preoccupare, ti puoi fidare, non dubitare. Voglio solo star bene, voglio sognare, fammi ballare senza pensare neanche un po' al male. Voglio sognare. Se do fastidioso, perché ti voglio bene e ti proteggerò. Forse sbaglio lo so, perché a volte non credo, è parole che dici quando stai con gli amici. Sei un fratello speciale, se usando la mia voce ti voglio per sempre vedere e sei felice, sei come la stella perché brilla e tiene la luce solo tu. sei un fratello speciale, sei grande come il mare, non ti preoccupare, ti puoi fidare, non dubitare. Voglio solo star bene, voglio sognare, fammi ballare senza pensare neanche un po' al male. Voglio sognare. Sei un fratello speciale, sei grande come
passiamo al prossimo brano. Grazie papà. questo caso abbiamo ascoltato due brani dedicati proprio alla famiglia. Il tuo papà, che lo salutiamo, sì, certo, e quella Gonzalvo, che insomma tra lo fratelli e sorelle, pure. Esatto, e lo salutiamo, gli mandiamo un bacio. Vieni, ritorna qui e ricordiamo ancora una volta l'appuntamento di giorno 9. Pensaci tu? Sì, allora tutti i venerdì. Esatto, dal 9. Dal giorno 9, tutti i venerdì, ci sarà qui su Bella Radio il programma con Salvo Nicolosi, Erika Irlandesi e Fabio Mangani. Ormai Fabio Mangani ce lo sono imparato. Sì. Ormai è lui, bravissimo tra l'altro. Andiamo avanti. Allora. Fabrizio, Salve. Buonasera. Buonasera. Come stai? Tutto bene. Bene, sono contenta di averti qui, anche perché insomma dopo l'ultima volta anche con te è stato bello, ci siamo divertiti. Devo dire che c'è stato anche, diciamo, finalmente risentirti, rivederti, è stato bello perché insomma non eravamo insieme da tanto, ascoltarti è stato un piacere e siamo contenti di averti nuovamente nel nostro salottino. Io volevo fare un salutino prima che me lo dimenticavo, perché l'altra volta non l'ho fatto e ho sbagliato. Ci siamo dimenticati? No, è sbagliato, è una dimenticatina. Ho sbagliato, cioè, per me stesso. Ok. Volevo salutare il mio grande manager Alessio Vendaloro, numero 1. Alessio, che mi segue in tutto e per tutto, anche stasera è qua presente. Certo che sì. Devo dire che la mia rinascita è anche grazie a lui.
Sì, con Alessio di serate ne abbiamo fatte tantissime insieme e ogni tanto le cose, le divertimenti, quando ancora il Covid non c'era. Ti ricordi? Quanti bei ricordi, quante serate, senza Covid, non c'è Covid, c'è un Covid, c'è. Comunque, prima di parlare, dai lì la linea. Sì. Luigi. A te la linea. A te la linea. Sì, qua ci sono, eccomi. Allora, lui cosa desidera chiedere? Cosa desideri? Chiedere qualcosa? Primo leggere libro e secondo chiedi qualcosa. No, lo fai te. Lui l'ultima volta, io mi ricordo che è rimasto molto felice in base a. Io non ricordo. Mi dicono, Mary stai zitta, Mary sei troppo chiacchierona. Dimentico tutto perché altrimenti impazzirei. Ok. Allora. Aspetta che abbiamo aspetta che penso che chi aveva la televisione messa forte col mio aspetta, ecco. Bene. Abbiamo anche il sottofondo lounge. Posso? Allora, le carte sono queste qua: la luna, la temperanza e gli amanti. Questo è un quadro a livello cartomantico di un momento, di una frazione di vita di Fabrizio, dove si sta un attimo isolando in una pausa di riflessione per quanto riguarda la vita privata, e dove sta riversando delle energie, sta investendo delle energie sulla vita professionale. Ma non è che la vita privata è chiusa. Vedo che c'è un filo conduttore con gli amanti, però questo riverso di energie per adesso dà priorità alla professione. Quindi evidentemente il fatto che è stato un attimino, si era chiuso, e il suo ritorno lo sta facendo dedicare, sta dando preferenza. Quel momento di fermo era dovuto per riordinare delle faccende personali. Ok, comunque l'importante è che tutto si assesta. Esatto. Tutto si assesta. Esatto, Comunque, tutto giusto. ti riabbiamo qua. Anche perché lui non ha il mio numero di telefono, però se aveva il mio numero di telefono e guardava le mie storie WhatsApp, quello che ha detto lo rappresenta. No, non ce l'ha, questo lo sappiamo per certo, perché quando viene Luigi anche chiede ai ragazzi. Vero. Perché tutto quello che Dopo fa ci vuole anche la data di nascita, altrimenti già. Dopo te lo faccio vedere, Luigi. No, che non hai sbagliato niente. Spero che comunque anche i nostri spettatori crederanno. Io spero più che altro, perché noi abbiamo Luigi qui perché sappiamo che lui è. Spero che comunque ritorna il tuo benessere, soprattutto. Quello è quello che ti auguriamo. E sicuramente con la musica, Fabrizio, è la chiave portante sempre, la musica, certo, quella che fa star bene. Quella che poi, ti aiuta a non mollare mai. e poi comunque tu, te l'ho detto anche l'altra volta, Comunque, quando abbiamo sentito. Scusa che ti interrompo. A livello professionale vuol dire comunque queste carte possono anche indicare successi che avrà grazie a questa ripresa, grazie alle persone che comunque lo hanno affiancato, e soprattutto una musa ispiratrice di tante realizzazioni. Penso che qualche canzone nuova è proprio dedicato a questo amore risistemato, ricucitosi, chiarito e soprattutto esploso. Che prossimamente ti farò sentire che già è in lavorazione, sta per uscire. Ti giuro che non lo so. No, lo so che non lo. No, ma io ormai con te non mi meraviglio, te lo giuro. Cioè, ti conosco da quanti anni? Quanti? 4? No, di più. Quindi che cosa mi devo meravigliare? Cioè, altrimenti non saresti stato seduto là, se non so che quello che dici è. Se c'eri all'inaugurazione del centro d'arte, 5 anni sicuro. C'ero all'inaugurazione, abbiamo anche le foto. Mary, non parlare tanto, Mary. Mi fate venire il nervoso che mi portate a essere ancora più logorroica di quanto già in realtà non sono. Sto parlando con la regia. Ok. Andiamo? Voglio finire quello che stavo dicendo pure io. Che comunque questo ritorno è stato bello perché la musica, che è la cosa più bella e positiva che c'è, anche perché comunque tu sei davvero molto bravo. Anche l'ultima volta quando eravamo insieme, che abbiamo ascoltato i brani, abbiamo proprio parlato e ci siamo concentrati su questo argomento, e quello che abbiamo detto allora lo riconfermo ancora e ancora. Quindi abbiamo il nuovo brano che è in preparazione. Sì, uscirà ad aprile. Quindi ci siamo quasi. Sì. Prossima volta lo È porti. già pronto. Lo Manca porti? solamente Il qualcosina. video? Non lo so. Va bene, lo porterai? Speriamo di sì. Dai, questo è l'importante. Andiamo? Alzati, cantiamo. Con cosa iniziamo? Non lo so, decide il maestro Sonny. Va bene, voglio un applauso per Fabrizio Russo. Arrivi mare, annanzi a luna, ci vasiamo, abbracciamo, spugliamo e poi facciamo amore. Lontana noi,
mai in un minuto. Tutte le volte che noi ci incontriamo c'eravamo sti cuore. Poi a te, pure quando si troppo gelosa, tu mi fai morire, si può faccio ti invento una scusa. Siamo a te, si fa luce pure quando è scura. Tu per me, si ne frega che non passa mai. Ma come si bella, si tu guarda, ma innamoro sempre più. Te voglia mia, soltanto mia, roba di nessuno più. Tu ma come si guerra, così che nulla che in te sonno sempre calmo. A me tormentamento, non ti chiudo niente, non ti saccio più per me. La vita mia, ti pignato con la vita mia. Amore e poesia, per te facesse una pazzia. Anima mia, come t'amo sape solo Dio. Tu sei ancora mia, tu non sai che si può voglio mia. Lontano con te non venisse mai più. Restammo solo, caso di stelle. Voglio sentire ancora il profumo tu in coppa a sapere. Voglio a te, pure quando sei troppo gelosa. Tu mi fai morire, si può faccio ti invento una scusa. Siamo a te, si fa luce pure quando è scura. Tu per me si ne frega che non passa mai. Ma come si bella, si tu guarda, ma innamoro sempre più. Te voglia mia, soltanto mia, roba di nessuno più. Tu ma come si guerra, così che nulla che in te sonno è sempre calmo. A me tormentamento, non ti chiudo niente, non ti saccio più per me. La vita mia, ti pignato tu la vita mia. Amore e poesia, te facesse una pazzia. Anima mia, come t'amo sape solo Dio. Tu sei ancora mia, tu non sai che si può voglio mia. Ti pignato con la vita mia. Amore e poesia, per te facesse una pazzia. Anima mia, come t'amo sape solo Dio. Tu sei ancora mia, tu non sai che si può voglio mia. Andiamo. Il prossimo brano è insostituibile. Andiamo. Io ti chiamo e non rispondo, giuro non ti cercherò chi scusa, ma soltanto te le voglio spiegare. Qual è la verità? Io non t'ho mai tradito, in amore io ti giuro, che non sono stato che la non le ha mai pensato. Insieme a me chiagno pure sto telefono, e non conta più niente per me, perché tu sei insostituibile. Io senza te come sono fragile, ma sento che non mi inutile, che senza te non voglio vivere.
insieme a te. Ma fornisce la tua prega, giuro che ti voglio bene, e tu come me che non ce la fai più, e lo sai pure tu, facciamo pace, rispondi ti prega, che non conta più niente per me, perché tu sei insostituibile. Senza te come tu fragile, ma senti che non mi inutile, che senza te non voglio vivere. Ma ti prego rispondi, ti prego, falla pure se tu me vuoi bene, non sciupa ricchezza e st'amore che può stare insieme a te. Bella, insostituibile, mi piace, bellissimo brano Fabrizio, come anche quella di prima, questa aggressività quando si canta ti sta molto 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 bene. Tra l'altro dovevo dire che questa canzone l'ho fatta nel mio primo disco, che è stato nell'ottobre del 2011, ormai sono quasi 10 anni, no? E l'autore di tutti i miei testi è stato Nino Marchi. Lo salutiamo, che salutiamo. Nino, con un bacio assolutamente. Questo è il suo testo, ovviamente. Ma io sai l'ho che non interpretato. non vedo, cioè non pensavo. È rigenerato comunque, l'ho rifatto da almeno 9 mesi, 10 mesi. Ecco, si sente il tocco, molto bello Fabrizio. Salutiamo Nino Marchi. Ed abbiamo capito che comunque nonostante siano passati 10 anni è molto bello. Ti dico che a me sembrava più fresco, nuovo praticamente. Complimenti, esatto. Complimenti Fabrizio. Grazie. Un applauso ancora per te, ritorniamo dopo. Ok. Adesso andiamo all'altra voce femminile, anche lei è già stata qui con noi, ma ovviamente non poteva non essere presente. Con lei che tra l'altro di emozioni ne viviamo anche tantissime, sempre brani, sempre news, insomma sempre tutto quello che di bello ci può essere, proprio come piace a noi. Diamo la buona serata anche a lei, Desideria. Buonasera Mary, grazie mille per le parole che hai detto. È la verità tesoro, lo sai, quello che penso, ecco, perché no, io ogni volta, no, scusami Gioia, un secondo. Posso chiedervi una cosa? Levate il riquadro dalla diretta che io ogni volta mi gestisco guardando lì. Grazie, Sonny penso che capisce, dal computer di là, grazie. Come stai? Tutto bene Mary, grazie. Ok, ti vedo tesoro, bella come sempre. Allora, prima di chiacchierare noi, diamo come... dagliela tu. Sì. Diglielo lui. Andiamo Luigi. Andiamo. Desideria, hai una domanda oppure faccio io? No, fai tu. Okay. Libero scelta. Oggi siamo molto free qui, eh? Molto. Free. Allora, aspetta. Aspettiamo. Ecco, È più bello, è più fammi tuffare. Però per favore non mi fate prima il boom. Mi viene il panico a me così, ecco. Così esco dal cilindro. Anziché del coniglio esce il trichetto. Allora, giuro che gli farò mettere il coniglio vicino, ci voleva il coniglio pasquale. La carta del bagatto come prima carta che esce, la carta del marto e la carta della morte. Sono carte di pieno rinnovamento, dove il rinnovamento è prettamente e riguardante la sfera professionale. La carta del bagatto indica lavori in corso, lavori che stanno per compiersi, e la carta del matto significa l'invito alla ragazza, a Desideria, di non pensare troppo sui progetti che ha in elaborazione, perché altrimenti va in panico. Sì, perché è una persona che ha tante idee, però quando poi se li trova davanti cerca di fare dei passi indietro. La carta indica l'invito
a proseguire perché è la strada giusta, perché accorporata con la carta della morte indica una rinascita e un lancio veramente strepitoso a livello di successo professionale. Benissimo, benissimo. Questo insomma, bello. Io magari quando penso ai progetti che ho in corso ci penso magari per migliorare qualcosa, quindi su questa cosa sono un pochino Sei più che lui sta dicendo che molte volte ti lanci a fare tante cose, tutte in sovraccarico, invece andare più lentamente, più cauta, e ci sarà il brano, quello di successo, arriverà il momento dello scoppio. Questo è quello insomma che io ho capito questo. Correggimi se mi sto sbagliando. No, su questo so equilibrarmi, quindi non mi butto, non ti lanci, no, tipo se c'è un brano, una cosa, fare tipo voglio questo. Assolutamente no, anzi io prima ci rifletto nelle cose, penso cosa fare e cerco di farla al mio meglio. È quello che voglio dire. Cosa stiamo facendo adesso? Adesso abbiamo tantissimi progetti in corso e nulla, poi a breve sveleremo il tutto. Ci sono nuovi brani in programma? Sì, ci sarà anche un duetto. Oh, visto. Che a breve anche spoileremo nei social, quindi. Ok, quindi insomma non lo diciamo prima, ci sarà quando verrà detto lo potremo Dico soltanto che è un bellissimo duetto molto esplosivo. Ok, quindi è movimentato. Sì. Maschile, voce femminile? Voce maschile. Ok. Già nel campo della musica da tanto o da meno? Sì. Ok, basta. Abbiamo già L'artista fatto è Matteo, che mando un fortissimo abbraccio. Lo salutiamo. Hai detto lo spoiler, lo diremo dopo. Io pensavo che ancora non era uscito, invece già ancora non è uscito, però già i miei fan lo sanno. E allora lo potevamo dire anche prima. Lo salutiamo, salutiamo a Matteo. Gli mandiamo un bacione. Va bene. Allora a questo punto direi che possiamo cantare, che ci possiamo siamo. Andare, sì. Con cosa iniziamo? Allora io voglio bailar. Facciamo baila. Saila sopra sto palco, sopra non si può sentirsi. Su questo palco sei baila. Non lo so dove mi porterai, io per te mi metto in the guai. È da un po' che ti cercavo, sai, non ti spiego chi lo chiamerai. Baila, segui questo ritmo, questo movimento, lasciati portare dal vento. Baila, non fermarti adesso, tu che sei diverso, quando va su giuro tu resto. Balla con il cuore, dammi questo amore, tu sei uno splendore, fammi suonare.
là. Adesso passiamo sempre con un altro mio brano un pochino più lento, dal titolo Recapire. Sai, vorrei capire come ho fatto a innamorarmi di te, di te. Non sei il mio tipo ideale, forse sono infatuazione. Perché quando penso che ho sbagliato, perché sei anche fidanzato e non c'è via di uscita in questa storia e non vuoi che a macchia zero, ora basta. Sai, vorrei trovare una scusa e allontanarmi da te. Non possiamo continuare e ti prego non insistere più. Tutte sera stessa storia, non risponde tu che fai, mandi messaggi. Se davvero mi vuoi bene, mi fa credere che tu sei sincera. Questa storia mi sento prigioniera di un amore clandestino. Non pensavo che potevo succedere. Lei che viene con me a scuola parla sempre di te e mi racconta quello che voi fate insieme. Sto morendo e non ce la faccio più. Non la prendere più in giro, non giocare col destino. Perché se poi non viene a sapere, tu mi addio che lo caccia da dire. Non capisco come fai, forse pensi di giocare anche con me, se davvero mi vuoi bene, mi fa credere che tu sei sincera.
Valeria, complimenti tesoro come Grazie sempre. mille Mary, grazie. Ma domanda, il duetto di cui abbiamo parlato prima sarà il prossimo brano che uscirà? Sì, sarà il prossimo brano. Metà aprile, fine aprile? Tra pochissimo. Ah, quindi ci siamo quasi. Sì, tra poco lo andremo a registrare. Va e bene. poi ovviamente ci sarà il videoclip. Ok, quindi diciamo entro aprile, dai. Sì, entro aprile. Va bene tesoro, grazie, ti puoi sedere e dopo ritorniamo a chiacchierare insieme. Perché adesso andiamo da Damiano Termini, che anche lui è ritornato, anche per te davvero tantissime richieste e grande successo. Come stai? Io bene, Mary, tu come stai? Molto bene, grazie. Sono contenta di averti qui, però come sempre noi non possiamo scambiare le paroline prima di scambiare paroline, no? Tu tutto bene? Ti vedo oggi? Sì, bello, tutto bene, sì. Anche a te ti vedo molto... sì, vabbè, io ormai passo tutta la mia vita qui. Allora, posso? Prima di chiacchierare io e te io e loro. Andiamo via. Dai, fai tu. Vai. Dillo, Luigi, a te la linea. Vai, Luigi. A te la linea. Eccomi. A te la linea. Ecco. Se non c'è a te la linea non arriva. Se non c'è la musica ormai non va. Ormai. Non ne vale la pena. Allora. Aspetta, ma che è sta? Falla partire. Se ci ha messo il loop? Allora, Damiano, la prima carta che esce è la carta delle stelle. Abbiamo la carta del mondo e la carta del Papa. È un quadro a livello esoterico di una persona che in questo momento è in una fase riflessiva, dove la carta del mondo, che è il potere dei 4 elementi, fuoco, terra, acqua e aria, lo tiene nelle mani. E la carta del Papa è la carta dei viaggi che quando si potranno fare e che sono programmati di sicuro, ti porteranno a compiere un progetto professionale fuori dalla tua terra che ti porterà molto successo. Buono. Bellissimo. Bella questa cosa, mi piace. Parlando di successo invece, so che ci sono tante cose. Ecco, grazie. Questa è di Luigi. Poi ne possiamo creare una anche per Mary, per favore. Però. È vero, secondo me te la devi fare cambiare, che mi sa un pochino di... Dobbiamo trovarne una più, lugubre. vero? Sì, niente, la regia non ci piace, la prossima la vogliamo più bella. Gli uccelli? Gli uccelli che cantano? Gli uccelli li eviterei. Gli uccelli non ci piacciono. Periodo di Pasqua, dai. Niente ci duzzica, cantano. Il rumore dell'uccello, se cioè, va bene? Oh. Così ha delle esigenze fisiologiche, scappa. Vero, certo, viene di fare la pipì, nemmeno il ruscello. Senti, dopo ce la decidiamo fuori in diretta, anche così non la finiamo Ghost più. era carina. La musica di Ghost. Ma quella, ti prego, quello muore. No, è un amore che lui muore e se ne va. È eterno perché rimane. Mettici Ghost. Oh my Bravo. love, if it's right. Damiano, Sì, scusa, ok. dopo questo piccolo momento bellissimo e pisciolala, per me dovete trovare una canzoncina tipo wee wee, capito così? Ok. Volevo chiederti, ora torniamo seri, periodo sicuramente questo di novità, perché quando è primavera, estate ci sono sempre novità. Ci saranno sempre novità. Esatto, e questa cosa già mi piace. So che stai facendo qualcosa. Sì, prossima settimana uscirà il mio nuovo brano, che è una cover intitolata Non ben dirti. Oh, quindi prossima settimana cover, ci sarà anche il video? Sì, certo, e la verrò sicuramente qui a presentarla. Bella, sono molto molto curiosa. Prossima settimana dopo Pasqua. Sì. Ti aspettiamo allora. Dobbiamo aspettare solo qualche giorno perché ormai sei soddisfatto di quello che è venuto fuori? Certo che sono soddisfatto. Io sono molto curiosa allora a questo punto. Va bene, aspetteremo una settimana e poi l'ascolteremo. Ci sarà il video, quindi appena sarà pronto, mi raccomando, diciamo a tutti di condividere. Sì, mi raccomando. E condividere, facciamo girare i nostri artisti, che è sempre la cosa principale. Cosa cantiamo adesso? Ragazza speciale. Partiamo con lei? Sì, vai. Su, prendi lo microfono. Qui c'è la Erika. Ok. Ok, vai. e noi ve lo lasciamo. Un applauso per il nostro Damiano Termini. Mi hai colpito con un fulmine al cuore e non riesco ormai a vivere più. Mo te sonno per esisto scedato. Tu mi hai fatto come fa innamorare. Hai la formula segreta che fa impazzire. Chi ti guarda 2 minuti può anche morire. Sì tu che in notte non mi fai dormire.
stata una sola per nuvole, l'uno per tua nascerà così che sto grande amore. Sì tu, che in notte non mi fai dormire, tu vei vecchio vagabassi, mio dolce amore. Sì tu, che riesci a darmi un po' di più, hai cancellato dentro me i vecchi amori. Sei per me una ragazza speciale, che parole si tu sceglierai, e per questo non voglio di più, ci stai solo tu. Sì tu, che riesci a darmi un po' di più, hai cancellato dentro me i vecchi amori. Sei per me una ragazza speciale, che parole si tu sceglierai, e per questo non voglio di più, ci stai solo tu. Grazie, ora passiamo col prossimo brano, Agi Giurato. Oggi credo da una storia sincera con cuore. Ho dato tutto a me stesso per stare insieme a te. Sono stato ingenuo, non mi credevo, capo te perdeva e mo sto qua. E parla ancora in amore che non esisteva. Solo poi ci mi contava non si come a me. Ma ci ho imparato a te scordare e non ti voglio pensare più. Per me fa male, oggi ho giurato non ti cerco più. Tu sei contento che hai vinciuto tu, ovvero sei cattivo, guarda che non dice una parola. Io perdo solo tempo a ne parlare, tu ci la faccio non mi vuoi guardare. Io me ne vado, tu sei cagnata, oggi ho giurato da già cancellare, e dei pensieri prova a te cacciare. Non voglio niente più che parli dentro, che stai l'ultima volta, che avere l'occhio vedo giura di ti metto fuori a rinda vita mia, già da rimane non ci stai e viva ancora. Con tempo tutto si cagna e cancello passato, tutti i ricordi indovini si perdono e poi cura tu cuore so sei più forte e cerco di non sbagliare più. Una d'amore oggi giurato che non ti cerco più. Tu sei contento che hai vinciuto tu, ovvero sei cattivo, guarda che non dice una parola. Io per nessuno tempo a ne parlare, tu ci la faccio non mi vuoi guardare. Io me ne vado, tu sei cagnata, oggi ho giurato da già cancellare, e dei pensieri prova a te cacciare. Non voglio niente più che parli di che stai l'ultima volta, capire l'occhio che non giura di ti metto fuori a vita mia.
pensiero prova a te cacciare. Non voglio niente più che parli di che stai l'ultima volta. Capire l'occhio mi do giuro a te. Ti metto fuori da vita mia. Già da rimane non ci stai e viva ancora. E viva ancora. Grazie. Bellissima, bellissima questa Questo lo canzone. poso? Sì, questo lo puoi posare perché tanto Ok. hai adesso l'archetto. Bellissimo quest'altro brano, Damiano, complimenti, Grazie, complimenti, Mary. complimenti. Io sono del pensiero che sempre ci vogliono i brani movimentati, ma ci vogliono anche quelli più romantici, Sì, anche più le lenti, melodie. quelli anche che insomma ti portano a Nona. sognare quando chiudi gli occhi o magari Vero. ti fanno sorridere, quelli che ti fanno versare una lacrima, insomma, i brani. Quello che parla proprio l'amore delle persone. Esatto. Il nuovo brano che verrà fuori. Sì. Chi è che si sta facendo i fatti suoi qui dentro? Quel brano che verrà fuori sarà un brano? No, è un brano mezzo e mezzo. Cioè Mezzo- non è né melodia, tanto melodia No, né no, volevo sapere se molto... era sempre d'amore, se parla d'amore. Ah, Non sì, mi sì, ricordo d'amore. il testo, sempre D'amore. Bravo. A noi piace l'amore, sempre, sempre, sempre. Ma io prima volevo salutare a mio padre che per stavolta ci sta ascoltando da casa, non è potuto venire, e poi tutte le persone che ci stanno ascoltando. Gli mandiamo un bacio al tuo papà, di solito c'è sempre lui. Oggi Sì, invece sì, c'è davanti alla TV, bello comodo e tranquillo, che direi ogni tanto ci sta. Voglio dire. Insomma, un bacio al signor Termini da casa, da Bella Radio a casa sua direttamente. Luigi! Un attimo che io devo sintonizzare. Ok, sul lui si gruppo. sintonizza, ritornate da me invece. Allora, a questo punto, mentre lui sintonizza, Chiudetemi nel Sonny, mettimi su di me. Mettetemi su di me. Ah, sono su di me. Allora, io voglio sempre ringraziare uno dei nostri sponsor, che è Classimo, che ha realizzato questa fantastica poltrona, e voglio ricordare a tutti che qualora vogliate potete andarci, prendere un appuntamento. Questa è la poltrona che loro hanno realizzato per Bella. Ovviamente possono fare tutto quello che volete su richiesta, con tutti i lavori più belli e possibili e immaginabili. Io sono andata lì e non smetterò mai di dire di quanto mi sono innamorata nel vedere. Stavano facendo una testata di letto, perché dovete sapere che in realtà la pubblicità che voi vedete in TV, in principio c'ero anch'io che ne facevo parte, poi l'abbiamo modificata, quindi sono andata lì proprio a vedere. Sono entrata in ogni sala, perché in ogni sala c'è una cosa diversa, è immensa, e sono rimasta innamorata. Dico questa cosa perché Luigi credo che sia pronto. Sì. Sono rimasta innamorata di questa testata di letto che stavano realizzando con lo scalpello, e stavano realizzando proprio il viso degli angeli. Me ne sono innamorata, sono veramente, ma veramente i numeri uno. Classimo, che si trova in via Moncibello, nella zona industriale di Piano Tavola, per la strada per Belpasso. Allora, Bene, questa settimana vi avevo annunciato che parlavamo di una poetessa, Melania Sciabbo-Vinci, una poetessa che ha origini francesi, però è stata adottata molti anni fa qua a Catania, si è sposata, e la nostra collaboratrice è la coordinatrice del salotto letterario del Centro d'Arte e fa parte di questa agenda perpetua letteraria, e questa sera vi leggerò la poesia Voglia. l'agenda, comunque spieghiamolo che questa è l'agenda che avete fatto voi apposta. È l'agenda delle edizioni letterarie Tricheco, che contiene ricette. Infatti la poetessa ha scritto la brioche col tuppo catanese. Bella. Ci Non sono vediamo tante l'ora di mangiarla. Tante ricette, tanti aforismi, anche delle ricorrenze, preghiere, i segni astrologici e dei poeti importanti che ha curato il vicepresidente del Centro d'Arte Alessandro Giovanni Bulla. Quindi l'anno che verrà. Allora, voglia. Una voglia matta di cieli novelli, voglia di grandi ali. È come rondine volare, parlare con le stelle, essere nube che il vento disperde, o solinga goccia nell'etere sospesa, incerta se perdersi nel mare o luccicare come perla al sole. Voglia di te, d'un costante amore, aprire il cuore senza pudore, correre sull'erba irorata di rugiada, capitombolare in 100 abbracci attoniti di cotanto ardire. Voglia di dare a chi la vita porta a mendicare all'esule il calor di un focolare, la gioia di sfamare. Voglia di un solo popolo, nella stessa e unica idea e radiosa nella sua quiete.
una terra d'amore, di canti, di santi, anelante a un mondo di pace. Voglia di una strada che ognuno sconosce o non ricorda il nome, una strada utile a tutti, tracciata col sangue del Signore, la strada del cuore. Melania Cabot Vinci. Vi ricordo, Bella. chi volesse far parte del centro d'arte, via De Branca 12, 333 50 47 750, 095 53 33 58, oppure 338 11 29 066, chi volesse contattarmi come operatore esoterico. Grazie. Comunque i numeri sono detti un po' in maniera rapida, quindi capisco che non si possono prendere. Potete cercare Luigi su Facebook e lì Luigi avrete Bulla, tutte le... e sapete, o Centro d'Arte e Poesia o Edizioni Trichete, vi porteranno a me. Devo dire che la poesia era meravigliosa, con questo tocco di pianoforte di sottofondo. Sì, diciamo è stato che tutto Sonny più ha fatto magico. un buon lavoro. Assolutamente, bellissimo. Applausi questa per Sonny. Complimenti, è stato molto bello, mi sono immersa totalmente. Era come vedere un film, come quando cantano loro, che con il video di vediamo Termini il film. è stato così carino vedere la nostra fiera a Feroluni. Quel mercato che tanto ci invidiano in tanti posti del mondo e che ora hanno visto grazie a Bella Radio TV e grazie a Damiano e alle belle riprese. Complimenti. Bello, bello. Va bene, ultimo giro, andiamo veloci, ritorniamo alla nostra Erika. Eccoci qua. Allora, vogliamo fare una domanda specifica, Luigi? No. Cosa vuoi sapere? Qualche argomento in particolare? O facciamo fare libero? No, libero. dai. Libero. Che c'è? Mi sento male? Ah, perché mi spostavo il microfono. Libero, Luigi, libero. Allora, da questo quadro esce che c'è bisogno di chiarimenti. Quello che usciva un attimo prima riesce anche ora, perché non si smentisce quello che magari passa nell'influenza astrale di Erika. Ci sono dei chiarimenti in vista, perché la carta della luna con l'appeso significa un affronto, un confronto più che altro, e la carta della morte finale, legata con questa, indica prettamente la riunione, il ricongiungimento, il sanamento di un'amicizia, di un rapporto, il chiarimento. Chiarimento, ci sarà presto un chiarimento, poi ci fai sapere. No, non lo vuole. Quello poi dipende da lei, nel suo destino. Preparati c'è psicologicamente che arriverà sto chiarimento, se non ti piace preparati a mandare via. Okay. Va bene, allora, abbiamo dei saluti da fare, vero? Sì, allora io voglio salutare prima di tutto a Sera Pellegrino e alla Andiamo, un sua bacio. famiglia, sua madre, la signora Simona. Un bacio. E poi voglio salutare, intanto salutiamo Salvo Nicolosi, Fabio. E poi voglio salutare anche mio cugino, Salvo Cutrona. Voglio salutare pure mia nonna e mio nonno che ci stanno guardando. Un bacio ai nonni, ciao nonni! Posso salutare anche la mia nonna che lei ci guarda sempre. Anche alla mia nonna, un bacio che lei ci guarda. E niente, poi voglio salutare anche tutti quelli che mi seguono, ovviamente, e mandare un grosso bacio. Benissimo, e poi dobbiamo fare un'altra cosa prima di salutarci con l'ultimo brano. Sì. Ricordiamo i contatti Facebook e Instagram. Sì, allora su Instagram Erika Irlandesi Official e su Facebook Erika Irlandesi. Mi raccomando, seguite la nostra Erika ovunque, dovunque e comunque. È giorno 9 con l'appuntamento qui. Sì, tutti i venerdì. Questa canzone la voglio dedicare a Sera Pellegrino e gli dedico Te voglio bene. Bella questa, mi piace. Andiamo! Che tu stai buona, io tengo a te, rinda che
stai buona. Io tengo a te, rinda chi sto cuore e non esce più. Sono felice che ci sei adesso, migliore amica tu. L'amico resta insieme a te, non se ne vai tu a fare, sempre felice può sapere che tu stai buona. Ti voglio bene tu sei già, amica e bella eternità, cuciamo viva libertà, e tutto quello che ci sta. L'amico resta insieme a te, non se ne vai tu a fare, sempre felice può sapere che tu stai buona. Ti voglio bene, tu sei già amiche per l'eternità, cuciamo viva libertà, e tutto quello che ci sta. L'amico resta insieme a te, non se ne vai tu a fare, sempre felice può sapere che tu stai buona. È troppo tenera questa canzone, bellissima, bellissima. Grazie. L'amicizia, che è una cosa importante, Sì, è sì. bella, è un sentimento importante come l'amore quando è sincero. Bella Erika, va bene, torna vicino a me. Ok, andiamo avanti perché siamo quasi in lettura di arrivo. Devi fare qualche altro salutino? No. Ok, Fabrizio, Salve. arrivo a te. Siamo arrivati. Hai qualche domanda da fare a Luigi? No, volevo fare un salutino. Me l'avevo Certo, detto. quello lo puoi fare tranquillamente. Allora, volevo salutare Giuseppe Romano, che gli mando un grande abbraccio, Angelo, Ivan Stella e tutte le persone che mi vogliono bene. E niente, basta. Facciamo libero a scelta allora come prima? O Sì, sì, sì. no, domanda mirata? Mi fido di Luigi. Grazie per la fiducia. Vediamo. Allora, Fabrizio, la carta che esce per prima è la carta della forza, poi quella del matto e poi abbiamo la carta della papessa. Questo è un quadro che si ricongiunge anche a quello che abbiamo detto prima, ad una situazione che è stata risolta con una figura femminile nel tuo passato recente, che però non è una vera e propria conclamazione di rapporto, ma più che altro è un'elaborazione, un mettersi in gioco, una prova, come dire, riproviamo, ma non c'è ancora la concretezza e il coronamento di questo rapporto. C'è soltanto il riprovare a non ricommettere le cose per i quali poi questo rapporto magari era scemato, era un attimo raffreddato. Però c'è la ripresa, ma come dire, sei guardingo. E anche dall'altra parte c'è una messa in analisi molto profonda e costante, però sarà un rapporto comunque che durerà, perché vedo che ha avuto tanti spezzoni, però il dato è che siete sempre là. È già successo e abbiamo già recuperato e adesso andiamo per bene, no? Però Speriamo quello che le bene. carte dicono è che in questo momento non avete bisogno di intromissioni esterne e pensate solo ai vostri ideali e non date ascolto a nessuno, né ai tuoi familiari, ai tuoi amici, né ai suoi amici e ai suoi familiari. Dovete isolarvi e pensare a voi due. Una volta Stiamo per già tutte. insieme. Ecco. Ok. Bella questa cosa, quindi insomma ragazzi, il riformarsi di una coppia che speriamo questa volta sia la volta Sì, definitiva. sì. Vedo Giusto? concretezza e probabile anche gravidanza. Ecco, diventi papi. Finiscila Luigi, per favore. Ecco, Ah, poi Fabrizio. fare Stoppatemi. Per adesso Falotto. mi è ritornato a cantare, mi fai diventare subito papà, poi sei bloccato di nuovo. Arriverà il momento anche per quello. Arriverà. Senti invece, ricordiamo anche i tuoi contatti, come seguire a Fabrizio. su- Fabrizio 19 Official Instagram, Russo Fabrizio su Facebook. Perfetto, infatti io prima per taggarlo nella storia mi sono ricordata la sua foto, perché faccia ad arrivare a un Fabrizio 19 Ce Official. n'è 8000. Non era più facile Fabrizio Russo? No.
Fabrizio ce n'erano dice un paio, quindi ho cercato un po' di il modo più di semplice. fare qualcosa di Va diverso. bene, comunque lo trovate anche nella pagina, tutti i ragazzi li trovate nella storia di Bella, da lì potete arrivare. Cosa cantiamo? So ancora innamorato, testo e musica Emanuele Marcellino e Enzo Novelli. E allora andiamo su, centro del palco, Fabrizio Russo. Sappiamo che è peccato, ci torniamo a passare, perché se stiamo insieme, torniamo a ciappicciare, giuro che l'ora della morte, e poi non torno più qua, ma sono solamente vicino, perché non ti saccio di amo, ma sono ancora innamorato, e che ci posso fare, ci ho provato tu giuro, ma non ti saccio di amo. Ho messo tempo qui in mano, senza più camminare, perché su cuore malato, niente ormai più può sanare. Mi manca s'amore, mi manca sta voce, mi manca le notti a fare amore con te, mi manca le vasi, mi manca le scuse, mi manca il respiro lontano da te. Non può fornire un amore, si stai caso in tuo cuore, resta sempre in l'anima, non ci voglio a tu scurtare, dammi ancora chi sto cuore, che voglio vivere ancora, urliamo insieme a famore, l'amore così vincerà, ma sono ancora innamorato, e che ci posso fare, ci ho provato tu giuro, ma non ti saccio dire. Ormai sto tempo in mano, senza più camminare, perché su cuore malato, niente ormai più può sanare. Mi manca s'amore, mi manca sta voce, mi manca le notti a fare amore con te, mi manca le vasi, mi manca le scuse, mi manca il respiro lontano da te. Amore, mi manca sta voce, mi manca le notti a fare amore con te, mi manca le vasi, mi manca le scuse, mi manca il respiro lontano da te. Lontano da te. Mi manca sta amore, mi manca sta voce, mi manca le notti a fare amore con te, mi manca le vasi, mi manca le scuse, mi manca il respiro lontano da te. Altro brano molto bello, questo in quale album lo troviamo? Ti ricordi? Questo è un singolo, non è in nessun album, però vorrei dire adesso, visto che tu mi hai detto in quale album lo troviamo, che hai in mente? avrei un progetto. Non lo svelare troppo velocemente. No, non lo svelo molto velocemente perché oggi si dice una cosa, domani ecco, però c'è un progetto, punto. C'è un progetto che spero andrà a buon fine per il 2022, forse magari prima. Te lo auguriamo con tutto il cuore, Fabrizio, Ci perché siamo te lo messi. meriti, te lo meriti. È molto bella questa canzone, per questo ho chiesto. Grazie. Complimenti Fabrizio. Grazie. Allora, ritorniamo a Desideria, eccoci qua tesoro, siamo ritornati insieme. Prima di ricordare anche i tuoi contatti e tutto il resto, hai qualche... Aspetta, sì, ci siamo, aspetta un attimo, Desi, sei illuminata? Di giallo? Ok, Sì. Perfetto. Allora, dicevamo, vuoi Eccomi, salutare? adesso mi sento. Allora, io innanzitutto voglio salutare tutti i miei fan che mi seguono e mi sostengono sempre, ogni giorno di più. E poi voglio mandare un fortissimo abbraccio a mio papà, nonché anche il mio manager, che La mi famiglia segue sempre. dappertutto. È vero, gli mandiamo un bacio. Insieme a mio papà mi segue anche mia mamma, a cui le mando anche a lei un fortissimo abbraccio. A tutta la famiglia Sì. della nostra Desideria, che veramente sono straordinari. Sì, voglio salutare anche tutta la mia famiglia e in particolare anche a mia nonna Anna che mi sta seguendo. È vero, le nonne. Abbiamo una domanda per Luigi? No, lasciamo fare a Luigi. Stasera libero Stasera sei arbitrio. proprio libero. Sì, stasera sì. Nessuno è curioso.
tu mi hai stravolta stasera. Allora, desideria. Esce la carta del Papa, la carta della forza e la carta del diavolo. Queste carte indicano prettamente una amica che ha due facce e che comunque cercherà di ostacolarti oppure di farti cadere dal cuore un progetto che tu hai a cuore. Non dargli retta, perché la strada che stai intraprendendo è una strada buona e questa è solo gelosa di questa eventuale figura che ti accoppierà in un progetto professionale. Le amicizie false non mi sono mai piaciute. Quindi sì, purtroppo sai, non però purtroppo ce ne accorgiamo sempre troppo tardi. Ci sono io sempre. Io ci convivo prettamente tutti i giorni. Ma non mi lascerò coinvolgere, ovviamente. No, perché comunque vedo che quella testardaggine che ti rappresenta anche come segno. Sì, abbiamo preso proprio la persona giusta, che io non mi faccio coinvolgere proprio da nessuno. Diciamo che comunque tu hai quelle percezioni già di tuo, quando c'è odore di bruciato elimini subito. Sì, è subito. E vedo che fra qualche tempo sentirai l'esigenza di fare questa pulizia nel ventaglio questo delle tue puzzo di bruciato. Sì. Va bene, insomma, però sappiamo che riesce a guardare molto a lungo, desideria, quindi riesce a difendersi molto bene. Detto questo, ricordiamo i tuoi contatti? Sì, ricordiamo i miei contatti. Allora, innanzitutto voglio salutare anche il mio manager Antonio delle Calabrie, che mi sta seguendo. Ovviamente per Calabria contattare il mio manager Antonio. Il numero lo trovate ovviamente su Facebook, che mi chiamo Desideria Finocchiaro. Su Instagram mi potete trovare come Desideria_official e su TikTok, che ho creato un altro nuovo account e vi invito anche a seguirmi, che mi chiamo Desideria_official_ se non sbaglio. Comunque la trovate, sapete, scrivete sì. Desideria, che anche se scrivendo Desideria si va avanti, si scorre e si anche trova. Voglio dire che per Catania contattare il mio manager, mio papà, il numero è 340 41 88 194. Anche in questo caso il numero sappiamo che ovviamente è troppo veloce, lo trovate nella pagina direttamente o comunque scrivete e lì avrete tutte le info. Yes. Perfetto, siamo stati chiari? Cosa cantiamo? Voglio presentare il mio ultimo brano dal titolo Amore Amore, come già conoscete. Assolutamente, Desideria! Io
ritmo latino. Sì. E quindi ci fa muovere. L'ho fatta fare apposta. Richiesta. Sì. È bello, si sente il tono giovanile. Si è visto anche Luigi rilassato, l'hanno ripreso tu mentre chiamavi cantava. molto Mortisia Adams, quindi io da Bonfester ti dirigevo. Strunz, non è vero, sembra Mortisia. Ma quello mi devo comprare un vestito come Mortisia. Benissimo. Va bene. Vogliamo fare qualche altro saluto? Risaluto di nuovo tutti i miei fan. Perfetto, grazie anche alla nostra desideria. Andiamo da Damiano Termini, eccoci qua nuovamente insieme in attesa dell'uscita di questo nuovo brano. Sì, finalmente la prossima settimana sarà online, quindi mi raccomando restate connessi e pubblicate, la cosa più importante. Condividetelo, mi raccomando, facciamo girare, io dico sempre, i nostri artisti, facciamoli girare e facciamoli conoscere soprattutto. Dai la linea. Sì, hai qualche do la linea. Hai qualche Volevo domanda? salutare Rosario Calcagnolo, Lorenzo, io mando un grosso bacio e tutte le persone e tutti i miei fan e tutte le persone che ci stanno ascoltando. Dopo diamo i contatti, ma prima tu hai qualche domanda? No, io domande ma ragazzi, ma oggi no, domande non ne faccio. Oggi è serata, questa la chiamiamo night free night. Allora io voglio salutare anche tu, ma prima fai un giro libero. No, perché poi lo dimentico. I poeti che ci stanno seguendo da Silandro Bolzano, da Fermo, da Varallo Sesia e da tutta l'Italia. Grazie. Li salutiamo. Prima che lo dimentico, che oggi l'ho dimenticato, Tony D'Antoni, ti voglio bene, un bacio a te e tutto il comitato San Nicola. Sai che sei nei nostri cuori sempre, ti vogliamo bene, Tony. Vai. Salutiamo anche Sebitoro, dato che ci siamo. Sebitoro, un bacione a Sebitoro, assolutamente. Allora, Damiano, qua la situazione è questa. Esce la carta dell'imperatore con la carta della temperanza e la carta del diavolo, che messe insieme è un cocktail di energia pura contro il malocchio. Nel senso che è come se tu sentivi qualche mese fa una cappa addosso, un periodo negativo, un periodo che tu pensavi cose che non ti ispiravano. Adesso è un momento propizio, florido, pulito. Vedo che hai fatto la pulizia che fra poco farà Desideria, l'hai fatto tu già a ridosso delle vacanze natalizie e vedo che togliendoti di torno certi elementi respiri e soprattutto hai capito che i consigli che ti davano erano apposta per non farti realizzare i tuoi progetti. Vero. Prosegui che sei sulla buona strada. Bello. Grazie. Queste sono le notizie che a noi ci piacciono, soprattutto quando insomma ci si rende conto di mandare degli via amici falsi, le cose negative. Non sono buoni. Esatto, quello mai. Ma purtroppo sai cosa? Ci sono caduta anch'io. Quando ti affezioni a qualcuno, sei sincero, ci cadi nell'amicizia falsa. Io ci sono caduta anche purtroppo, ma non c'è niente di male. Significa che da quel lato di chi davi bene c'era sincerità, dall'altro si riceve negatività. L'importante è arrivarci, perché poi per il resto fai del bene e ricordalo sempre. Allora, cosa cantiamo? Quanto sei bella, il mio ultimo brano lo faccio. Aspetta, prima che poi dobbiamo salutare, ricordiamo i tuoi contattini. Sì, seguitemi su Instagram Damiano Termini Official, su Facebook Damiano Termini e su TikTok Damiano Termini. Facile, semplice, bello. Facile. Alziamoci, prendiamo il microfono e andiamo proprio con l'ultimo brano uscito del nostro Damiano Termini. Sei quella che cercava e che io non ti trovavo mai. E stavolta sento che sto cuore sbatte forte, per te fosse pronta a fare una guerra a mettere in dei guai. Pure la vita mia non me ne importa. Quanto sei bella, non ti fermare, balla amore. Sei un brivido dentro per me, se non sciando con te io mi perdo. Quanto sei bella, tu ti hai stregato questo cuore. Io non mi riprendo perché se ti guardo mi spengo e mi accendo. Restammo solamente e nessuno chiude a davvero. Io già so pazzo per quest'amore, amore. Stanotte te voglio passare, te voglio vivere. Suona, lo giuro non saccio fermare sto cuore. Sto cuore. Quanto sei bella, non ti fermare, balla amore. Sei un brivido dentro per me, se
se non scendo con te io mi perdo. Quanto sei bella tu che hai stregato questo cuore. Io non mi riprendo perché se ti guardo mi spengo e mi accendo. Restiamo solamente te, nessuno chiuso ad avere. Io già so pazzo per st'amore, amore. Stanotte te voglio passare, te voglio vivere. Suona, lo giuro non saccio fermare. Sto cuore, sto cuore, nai nai nai. Non sai come te voglio, perché per me sei meglio e ti porto insieme con me. Per me già sei tutte cose, mi so perso che già fa. È bastato un sorriso e tu mi hai fatto innamorare. Se nativa in quei tuoi modi pare una pubblicità. Resto ferma a te guarda, quanto sei bella, non ti fermare, balla amore. Sei un brivido dentro per me, se non scendo con te io mi perdo. Quanto sei bella, tu che hai stregato questo cuore. Io non mi riprendo perché se ti guardo mi spengo e mi accendo. Restiamo solamente te, nessuno chiuso ad avere. Io già so pazzo per st'amore, amore. Stanotte te voglio passare, te voglio vivere. Suona, lo giuro non saccio fermare. Sto cuore, sto cuore. Quanto sei bella, non ti fermare, balla amore. Sei un brivido dentro per me, se non scendo con te io mi perdo. Quanto sei bella, tu che hai stregato questo cuore. Io non mi riprendo perché se ti guardo mi spengo e mi accendo. Restiamo solamente te, nessuno chiuso ad avere. Io già so pazzo per st'amore, amore. Ed era Quanto sei bella. Bellissimo brano, Grazie, Damiano. Molto molto bello. Adesso ci mettiamo in posizione foto, aspettate. Perché grazie. Io dopo Sono la finiti i dedica, bicchieri? Come sono finiti? Ti ha fatto il berchino. dopo la dedica di Damiano pretendo gli alimenti. Prima posizione foto, ragazzi. Posizione foto, bicchiere su. Ok, per chi era in radio, perché ovviamente una cosa che non diciamo mai, e io voglio ricordare, è che tutti i programmi, non è che Bella TV è solo TV, noi siamo sempre avanti, perché oltre che in TV andiamo in diretta anche radio, quindi in questo momento c'è anche chi non ci sta guardando, ma ci sta semplicemente, Sonny dove guardo? Ah qui, ci sta semplicemente ascoltando tramite la radio, quindi una buona serata anche a chi ci sta ascoltando e non ha l'opportunità di vederci. In ogni caso io voglio ricordare che qualora l'avete nelle prossime serate potete tranquillamente vedere la nostra replica che sarà giovedì alle ore 22, oppure potrete vedere a breve, perché al momento il canale YouTube è in ristrutturazione, a breve, non appena sarà nuovamente online, la puntata comunque verrà caricata anche su YouTube e lì troverete tutte le varie puntate del salotto. Al momento non ci siamo, ma verranno inserite anche quelle che mancano, quindi non vi preoccupate, stiamo tornando, stay tuned come dico io. Prima di fare i saluti e tutto il resto, io volevo ancora una volta, prima di ringraziare i ragazzi, volevo ancora una volta ringraziare il nostro sponsor Classimo. Voglio un attimino con la telecamera far vedere la meraviglia di quella che è questo trono, perché di un trono si tratta, un trono che è realizzato davvero in modo straordinario. Già c'è chi lo ha addirittura copiato, in alcuni negozi si trova già la copia, perché un trono con una spalliera così alta non si è quasi mai visto, e Classimo l'ha realizzata per noi di Bella Radio e sta facendo un'offerta speciale per coloro che la vogliono uguale, ma con l'opportunità di scegliere il colore del legno, il colore della tappezzeria, oltre che l'opportunità di farsi realizzare anche il ricamo personalizzato, perché qui in questa c'è scritto Classimo, però qualora vogliate andate a realizzare il vostro nome, insomma qualsiasi cosa voi volete. Lo sta facendo ad un prezzo davvero piccolissimo, perché è davvero minimo, che è quello di 990 euro, e poi dopo ritornerà al prezzo originale che non vi sto a dire. Quindi qualora vogliate telefonate, prendete appuntamento col signor Messina e fatela realizzare come più volete, anche perché non solo lavorano in legno, ma sono anche i numeri 1 per la tappezzeria e per il ricamo personalizzato. Grazie a Classimo sempre. Aiuto.
Classimo sempre che si trova, aiutami. Si trova in via Moncibello, sulla strada statale per Belpasso, piano Tavola. Perfetto. Detto questo, io voglio ringraziare i nostri ragazzi, grazie a Desideria, grazie sì, a Erika, scusami. Grazie, stavo guardando di là. Grazie a Erika, grazie a Fabrizio, grazie a Desideria e grazie a Damiano. E giovedì ore 22 la replica. Andiamo a chiudere al solito con la frase della serata? Io in questa serata, perché ci vedremo martedì prossimo, quindi dopo il lunedì buona Pasqua, dobbiamo augurare a tutti una buona Pasqua. Io vi auguro, a nome del Salotto di Bella e dei ragazzi che passano da queste poltroni, voglio augurare una Santa Pasqua e una resurrezione dei nostri spiriti soprattutto. Non è altro questo che la Pasqua, che è la certezza che quello che dopo muore poi nasce e che ognuno di noi deve rinnovarsi sempre dentro di noi stessi. Questa frase... La vendetta non è scendere allo stesso livello di cattiveria, ma arrivare talmente in alto dove certe cose non ti toccano più. Ciao a tutti, buona Pasqua. Ciao. E che Dio ci benedica a tutti quanti. Buonanotte.